Il Marchese di Châtillon presenta Cosa manca? Cosa manca? Manca il tono. Manca il volume. Manca il colore. Sì. Manca tutto. È facile scoprire la mancanza di tutto, è più difficile accorgersi della mancanza di un particolare. Vediamo se riuscite a scoprire cosa manca a... A queste due non manca niente, per fortuna. Vediamo invece cosa manca al sottoscritto. Cosa manca? La cravatta. Ah, è vero, grazie tante. Ecco fatto. Ed ora attenti. Ecco una scultura famosa. Cosa manca? Cosa manca alla Lupa di Roma? Cosa manca? Mancano i gemelli. La Lupa di Roma senza Romolo e Remo è una lupa qualunque. Ed ora guardate qua. Questo è un arbitro di calcio. Brava! Cosa manca? Cosa gli manca per essere proprio un arbitro di calcio e non un signore, diciamo, in pantaloni corti, eh? Cosa gli manca? Cosa? Manca il fischietto. Eh sì, è un particolare da nulla. Ma un arbitro senza fischietto non è un arbitro. Questa è la famosa scena del duello nella commedia in versi di Edmond Rostand, Il Cyrano di Bergerac. Dice l'andone più gentil, più fino di scaramuccia al gioco dello stocco, vi preavverto mio caro paladino che giusto al fin della licenza io tocco, là! Cosa manca che toglie il carattere a questa scena? Manca il naso a probosci di Cyrano. Chissà quante volte non vi sarete accorti della mancanza di un piccolo particolare. Ecco un cane di razza pura. Razza pura, ma cosa gli manca per esserne certi? Manca il pedigree. Esatto, gli manca il certificato da cui risulta il suo albero genealogico, e cioè di chi è figlio, chi è suo padre, chi è suo nonno. Gli manca la garanzia, e una cosa vale se è garantita. E quando comprate maglieria, attenti che non manchi il garantiere di Châtillon, il garantiere di qualità. Il garantiere in maglieria, il garantiere in biancheria, il garantiere sopra le tende ne garantisce la qualità. Magliette splendide, vestaglie morbide, tende bellissime, vaporosissime, sono garantite, garantitissime dal garantiere di qualità, il garantiere di Châtillon.